Oggi quarta giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Dalla CEI l'appello contro la rassegnazione per seguire l'orizzonte ecumenico, il cambiamento possibile solo insieme. Vivere a stretto contatto con la natura all'ombra delle vette appenniniche. Ad un anno dalla loro riapertura le casermette del Penna si confermano un luogo ricco di spazi per fare sport ed escursioni. Pronte a tempo di record a Gattona le 6 aule della scuola primaria, investiti dal comune di Moconesi 50.000 euro per far fronte alla chiusura forzata dell'edificio scolastico di Ferrada. Expo Fontanabuona, terza giornata di apertura dedicata all'artigianato. Nei seminari l'attenzione è concentrata sulla rigenerazione del territorio, spazio anche alle forme di energia sostenibile. Da lunedì su Telepace c'è di più, programma dedicato ai giovani in cammino verso il Sinodo dei Vescovi, loro dedicato. In 10 puntate esperienze, testimonianze, storie di ragazzi e approfondimenti. Buongiorno a tutti, ben arrivati al TG13. Si celebra oggi la quarta giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, istituita da Papa Francesco. Dagli Stati Uniti alle Filippine sono previste tante iniziative e celebrazioni che vedono uniti i cristiani di tutto il mondo. In diocesi ci sarà un momento ecumenico a fine del mese di settembre. In Italia la CEI lancia un appello contro la rassegnazione e invita a perseguire l'orizzonte ecumenico. Il cambiamento può avvenire solo insieme. Io credo che questo sia soprattutto una battaglia di investimenti, cioè cominciare a pensare di investire in ricerca per nuove fonti energetiche, oltre a quelle che già conosciamo come l'energia solare e come quella del vento, eccetera, ma insomma come quella dell'acqua del mare, cioè, ce ne sono tantissime, ma forse ancora di più da scoprire e ancora di più da attuare nella nostra vita quotidiana. Quindi noi chiediamo che l'azione politica, che può essere quella appunto di appoggiare chi per esempio vuole investire su forme di riciclo, su forme che in qualche modo sono evidentemente anche un allontanarsi da una carbonizzazione forzata, un investire sulla green economy, quindi dare lavoro ai nostri giovani anche in questa prospettiva. Ecco, azioni politiche direi concrete che naturalmente chi ha in mano le redini può promuovere, ma soprattutto che noi possiamo accompagnare. La Chiesa lancia l'appello a tutti gli uomini di buona volontà, a tutti i credenti delle diverse confessioni cristiane, delle diverse religioni. Agiamo insieme, immediatamente, perché evidentemente questo cambiamento deve avvenire insieme, cioè non deve essere solo, ripeto, lo scopo di pochi, ma deve diventare la battaglia di molti, deve diventare una lotta sana, positiva, non violenta naturalmente, ma fondata sull'idea che senza questo ambiente il futuro delle prossime generazioni è fortemente a rischio. E tutto questo comporta azioni concertate, atteggiamenti concreti che noi possiamo assolutamente fare nostri. E rimaniamo su tematiche ambientali andando in Val d'Aveto, che si conferma luogo ideale dove poter vivere a stretto contatto con la natura. Sono state tante le persone che in queste settimane estive hanno raggiunto le vette dell'Appennino per riposarsi e svolgere attività sportiva all'aria aperta. Tra gli scenari più apprezzati sicuramente le casermette sul Monte Penna. Ad un anno dalla riapertura del rifugio sono aumentate le attrattive turistiche per gli amanti della montagna. Sentiamo. Dalla più impegnativa palestra di roccia, 1500 metri di quota con 25 itinerari a protezioni ravvicinate nella splendida e fresca faggeta al cospetto della vetta del Monte Penna, fino alla più rilassante passeggiata a bordo della carrozza austriaca trainata da Fira e Lina, 2 splendidi cavalli austriaci, passando per le tradizionali escursioni per i sentieri del parco, a piedi o in sella alle nuove mountain bike elettriche. Archiviato con successo il primo Festival della Montagna, non si fermano in queste settimane le attività dedicate a escursionisti e appassionati della montagna alle casermette del Penna in Val d'Aveto, un'estate ricca di iniziative che ha visto la presenza di numerosi turisti e di famiglie amanti della montagna. Sta andando molto bene, anche quest'anno è partita bene, è ripartita e siamo molto soddisfatti.
Una scommessa vinta, quella della riapertura del rifugio, che a fianco alla più tradizionale offerta di ospitalità ha aggiunto una serie di attrattive e spazi di attività rivolte a sportivi e appassionati. Ultima quella delle biciclette elettriche, le e-bike, che danno la possibilità anche ai meno allenati di percorrere i sentieri della montagna nel rispetto dell'ambiente e della natura. Parecchia risposta, piace alle famiglie e anche a chi vuole fare giri più impegnativi. Proponiamo un sacco di scelte e qua sulla Val d'Aveto sicuramente abbiamo percorsi per tutti, da paesaggistici a impegnativi e tecnici. Il giro più bello per i ragazzi è il Giro del Penna, che si arriva al Faggio dei Tre Comuni e si possono incontrare scoiattoli. La bici qua viene sfruttata molto nel mese di agosto, però i mesi più belli sono i mesi primaverili e soprattutto l'autunno. Ci sono dei colori bellissimi, escursioni particolarmente interessanti dal punto di vista naturalistico, ma anche dal punto di vista della pace che si trova durante l'autunno in questa vallata. Con queste bici si riescono a fare escursioni anche di 50-60 km senza particolari sforzi. La bici aiuta molto. Abbiamo bici un po' di tutti i tipi, abbiamo ortizzate, belle bici che aiutano parecchio. Si è conclusa alle 11 di questa mattina l'allerta meteo di colore giallo per quanto riguarda la zona C del Levante Ligure. Nella notte si sono avute precipitazioni anche di forte intensità proprio a Levante, 48,8 mm in un'ora a Monte Domenico di Sestri Levante, 48,2 mm a Mattarana nello Spezzino, mentre in 30 minuti sono caduti 26,4 mm di pioggia a Levanto San Gottardo. Non si sono evidenziati innalzamenti dei livelli idrometrici di particolare rilievo, mentre i venti sono ruotati dai quadranti settentrionali con raffiche sino a un massimo di 69 km orari alla Spezia. I temporali hanno nuovamente abbassato le temperature, la minima registrata a Pratomollo questa mattina con 6 gradi, mentre nelle città capoluogo di provincia si sono registrati 15,2 gradi alla Spezia, 18,4 a Genova, pochissimi valori superiori ai 20 gradi, il più alto 22,6 ad Alassio. E proprio a causa del maltempo di queste ore un fulmine ha colpito il campanile della chiesa parrocchiale di San Cipriano nel comune di Beverino alla Spezia, causandone il crollo parziale. L'episodio è avvenuto la notte scorsa attorno alle 3. Stiamo vedendo una fotografia. La sommità del campanile è precipitata sulla strada provinciale in un momento in cui non c'erano mezzi in transito, fortunatamente. Il crollo, che non ha fatto feriti, ha danneggiato alcune auto posteggiate nelle vicinanze della chiesa. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area in attesa delle verifiche tecniche degli enti competenti. La strada provinciale è stata chiusa al traffico all'altezza della chiesa, ma la circolazione non ne ha risentito grazie alla realizzazione di un bypass realizzato in un parcheggio adiacente. Sul posto sindaco e carabinieri. Tutto pronto per l'inizio dell'anno scolastico nel comune di Mocconesi. Le aule della scuola elementare sono state trasferite ed allestite nella scuola media Colombo di Gattorna per motivi di sicurezza. La struttura di Ferrada infatti non era norma antisismica ed era pericolosa. Il sindaco Gabriele Trossarello fa il punto della situazione. Come stanno procedendo i lavori? A che punto siete? Diciamo che ormai siamo a buon punto, il trasferimento è quasi stato completato, se non addirittura completato, vanno piazzati i banchi nelle aule come avrete modo di vedere dalle immagini e quindi, ripeto, siamo pronti ad ospitare temporaneamente i bimbi della scuola primaria di Ferrada nella scuola media di Gattorna. Quanti bambini sono e quante classi siete riusciti a sistemare? 103 bambini, almeno quelli dell'anno scorso, quindi un centinaio totale, 6 le classi che abbiamo reperito al primo piano della scuola media di Gattorna. Il secondo piano rimarrà invece dedicato esclusivamente alla media, quindi primaria al primo piano e secondo piano per la media. È una soluzione temporanea, ecco perché si sta pensando appunto ad un progetto di ricostruzione della scuola di Ferrada. Sì, certo, il progetto è già stato adottato, anzi è stato finora non ancora finanziato, ma spero che lo sia a breve, nel senso che abbiamo fatto accesso ad un bando nazionale e regionale per l'edilizia scolastica e ci siamo piazzati al terzo posto su 189 progetti provenienti da tutta la Liguria. Quindi nel momento in cui il Ministero finanzierà i progetti, ovviamente quelli primi in classifica avranno diritto di priorità su quelli piazzatisi in fondo alla classifica. Qual è l'impegno di spesa per la sistemazione della scuola elementare insieme alla scuola media?
Diciamo che questa tegola che purtroppo ci è capitata in testa ci è costata almeno un 50.000 euro tra trasferimento di tutti i beni, allestimento delle aule, edilizia, parte elettrica, eccetera, eccetera. E non è stato facile trovarli durante l'anno, perché voi ben sapete che il bilancio è ormai fatto e reperire dei denari a bilancio già approvato non è semplice. Comunque questa era un'urgenza, bisognava trovare una soluzione temporanea ma efficace per dare delle aule belle, disponibili, accoglienti ai bambini. Crediamo di averlo fatto. Parliamo ora di trasporti. Sono disponibili da oggi nelle biglietterie del Tigullio di Genova gli abbonamenti integrati a TP e AMT mensili ed annuali. Da settembre gli utenti del servizio di trasporto pubblico avranno la possibilità di viaggiare con un abbonamento unico sulla rete di Genova e dell'area metropolitana, risparmiando rispetto a quanto avveniva in precedenza. È stata decisa infatti una riduzione dei prezzi che scendono a 70 euro per il mensile, prima erano 94 euro, sino ai 650 euro per l'abbonamento annuale integrato. Ed è stato inaugurato questa mattina a Carasco un defibrillatore donato al comune dalla famiglia di Giorgia Brixel, la giovane mancata lo scorso anno a soli 18 anni proprio per un problema cardiaco. Stiamo vedendo alcune immagini. Alla cerimonia era presente il padre della ragazza, Andrea Brixel. La famiglia ha voluto ricordare così Giorgia. L'apparecchiatura, acquistata con i soldi raccolti durante una cena in sua memoria, è stata collocata all'ingresso del nuovo palazzo comunale in un'area controllata da videocamere a pochi metri dalla sede della Croce Verde. Terza giornata di apertura a Calvari per Expo Fontanabuona. Il tema di oggi sono le eccellenze artigianali. Gli stand saranno aperti dal pomeriggio con possibilità di ammirare manufatti artigiani in Ardese, l'attività di falegnameria in collaborazione con il Villaggio del Ragazzo. Si svolgerà poi un laboratorio di decorazione su stoffa a cura di Roberta Bagliardi e la scuola di cucina con lo chef Alessandro Dentone. Tra gli stand particolare attenzione anche alle forme di energia sostenibile. Di che cosa si occupa esattamente l'Istituto Clima Liguria? L'istituto si occupa di promuovere e di mandare dei messaggi sul risparmio energetico, su quello che può essere una consulenza, un consiglio. Ci sono dei professionisti appositi che sono consulenti Casa Clima, dove danno del supporto anche gratuito, quindi dare sempre dei buoni consigli, perché adesso purtroppo la casa è un progetto a 360 gradi, quindi bisogna comunque considerare il tutto, non è più l'impianto, i serramenti separati, no, bisogna avere un contesto. Noi qua a Levi abbiamo una villetta che consuma €1 a metro quadrato, quindi una cosa molto importante, ecco, una certificazione tedesca. Nell'ambito dell'Expo Val Fontanabuona c'è anche uno stand dedicato alla Croce Rossa. Di che cosa vi occupate e perché? Oggi siamo qua all'Expo che facciamo dimostrazione di salvavita pediatrica sui bambini. E diciamo che promuoviamo un po' una manovra che è semplicissima e al suo tempo salva la vita. Ecco, con pochi gesti riusciamo a disostruire un bambino o un lattante con poche manovre. Ecco. Perché la decisione di dedicare attenzione alla manovra proprio sui bambini? Perché a nostro parere è una cosa che è poco diffusa e dovrebbe essere più conosciuta, come un po' il BLS, che è la manovra di rianimazione cardiopolmonare, che attualmente sta prendendo un po' di forma, che la stanno facendo anche nelle scuole, però a nostro modesto è ancora un poco conosciuta, ecco. Andrebbe molto più diffusa come questa manovra, che è semplice e si fa subito, ecco. Questa manovra è una manovra che la può fare chiunque, ci sono dei corsi da fare, però basta guardare, con 3 semplici manovre si fa, ecco. Non è fatta da soccorritori, ma si può fare anche da laici. Domani domenica, ultimo giorno di apertura di Expo, i cancelli dei padiglioni di Calvari apriranno alle 8 e saranno visitabili sino alle 23. Telepace sarà presente alla cerimonia di chiusura, che sarà riproposta su Telepace 1 al canale 15 lunedì sera a partire dalle ore 21. Giungono a compimento domani le celebrazioni in occasione del bicentenario dalla nascita del Santo Agostino Roscelli, nato a Bargone di Casarza Ligure il 27 luglio del 1818. Roscelli è stato fondatore delle Suore Immacolatine
latine, tutt'oggi presente nella piccola frazione casarzese. Domani alle 12 nel salone dell'Istituto Religioso a Bargone si raduneranno le suore per celebrare i giubilei di professione. Nella chiesa di San Martino il vescovo Alberto Tanasini celebrerà alle 16 la Santa Messa. Al termine sarà benedetta una targa commemorativa dei 200 anni dalla nascita del santo, che sarà collocata nella camera della casa natale. Festa di Nostra Signora della Guardia al santuario di Gattorna. Si concludono i festeggiamenti in onore della Madonna nel 164° anniversario dal miracolo. Oggi alle 17 l'offerta dei fiori, l'affidamento dei bambini e delle famiglie a Maria. Alle 18 la messa vespertina. Domani le messe alle 7:30, alle 7 presieduta da Don Mario Moltedo, alle 18 presieduta da Don Guido Perazzi, alle 20:45 il canto del vespro e la processione per le vie del paese guidata da Don Marco Gattorna. Lunedì alle 18 Santa Messa di ringraziamento presieduta da Don Emilio Iozzelli. A Camposasco, nel comune di San Colombano Certenoli, si festeggia la Madonna della Cintura. Questa sera la messa della vigilia alle ore 21. Domani festa patronale, la Santa Messa del mattino alle 9:30. Nel pomeriggio alle 17:30 il canto del vespro e la processione presieduta da prete Rinaldo Rocca. Seguirà una serata insieme con cena ed estrazione dei premi della sottoscrizione. Lunedì alle 21 la messa per tutti i fedeli defunti. E la comunità di Disconesi di Maisana festeggia la Madonna di Lourdes. Domani alle 16 sarà celebrata la messa solenne animata dal coro interparrocchiale, a cui seguirà la processione cui prenderà parte il crocifisso della confraternita di Santa Maria. Al termine, dopo la benedizione eucaristica, sarà inaugurato il nuovo impianto di automazione delle campane della chiesa. Oggi invece la piccola comunità di San Terenziano a Levi festeggia il santo titolare della cappella, che si trova nel cuore del quartiere. Alle 18:30 il parroco Don Franco Brioni celebrerà la Santa Messa. Al termine sarà possibile condividere un rinfresco. Domani, sempre alle 18:30, sarà celebrata la messa per tutti i defunti del quartiere, presieduta da Don Tonino Maffei. Per l'occasione non sarà celebrata la messa delle 19 nella chiesa di San Pier di Canne. Nella comunità parrocchiale di Arzeno, in Alta Val Graveglia, si celebra domani la festa in onore di Gesù Bambino. Istituita negli anni 50, richiama ancora oggi molti bambini con le loro famiglie in vallata e anche dai comuni limitrofi. Questa sera si conclude il triduo di preparazione con la Santa Messa delle 18. Domani alle 17 la benedizione dei bambini e l'offerta dei fiori. A seguire la Santa Messa presieduta dal parroco Don Paolo Nicora. La processione è un momento di festa sul sagrato della Chiesa. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani, poi tutte le ultime notizie. Prima pagina di Avvenire, i conti traballano, il governo si divide, da Fitch il primo avviso, presto un confronto con l'Unione Europea, i mercati sempre nervosi, lo spread sale a 290 dopo il dato del PIL in frenata, sul deficit Giorgetti spinge per il 3%, Tria il ministro dell'economia invece contrario. Caso europeo sull'ora legale, si cambierà a Bruxelles, basta alternanza, presto unica regola. E poi va coltivata l'alleanza con l'ambiente, la fotonotizia, la giornata per la cura del creato, tema questo che ritroviamo nelle pagine di Cattolica, l'acqua sorgente di fraternità, oggi la giornata per la cura del creato, il messaggio del Papa, l'accesso alle risorse idriche, le morti dei migranti in mare, i giovani in cerca di speranza al centro dell'edizione 2018, ieri c'è stata la presentazione. A Genova, rispettati tutti gli obblighi, ponte di Genova, autostrade replica alle accuse, Toninelli e Di Maio indecenti. Intanto proseguono le indagini e spunta un video del crollo. Passiamo al secolo XIX, controlli sui ponti, Liguria all'attacco, la regione anticipa il ministero e dà più tempo ai sindaci per indicare i casi critici. E gelo con il Movimento 5 Stelle, il CDA di Autostrade, abbiamo rispettato tutti gli obblighi della concessione, replica Toninelli, indecenti. A Bruxelles intanto il piano del governo che sterza sulla nazionalizzazione della rete. E in foto Pagani, la mia nuova Creuse de Ma per Genova. Il cantautore 9 anni fa la sua canzone per aiutare il popolo d'Abruzzo, adesso dice che farà un'altra canzone per aiutare Genova. Nel Levante, case vacanza abusive a Rapallo, nuovo giro di vite della polizia, gli appartamenti irregolari sono 540 per 2.597 posti letto. Il comune dice esistono ancora molti alloggi fuori regola e ora anche Chiavari intensifica le verifiche, i controlli in Riviera.
Forestale in elicottero in volo sulla Riviera scopre 14 roghi illegali. L'operazione dei carabinieri, i fuochi avvistati da Arenzano a Sestri Levante e a Levi, elevate multe per oltre 28.000 euro ai proprietari dei terreni. E infine Expo Fontanabuona rilancia la nocciola misto Chiavari. Ieri il tema della seconda giornata di apertura, la Camera di Commercio, prodotto qualificante e marchio da concedere a chi produce determinate varietà. La cronaca: un impiegato milanese di 48 anni è stato deferito in stato di libertà per insolvenza fraudolenta. L'uomo, dopo aver pranzato in un ristorante di Santa Margherita Ligure, si è dileguato senza pagare il conto di 114 euro. Rintracciato per le vie della cittadina sulla base della descrizione fornita dal ristoratore ai carabinieri, è stato denunciato. Sempre a Santa Margherita Ligure un 61enne è stato deferito per mancata comunicazione della scheda alloggiati. L'uomo, durante un periodo di vacanza fuori città, ha subaffittato la propria residenza a 2 straniere già conosciute alle forze dell'ordine, senza però darne comunicazione. In più, a sua insaputa, le 2 donne stavano utilizzando l'abitazione come casa di appuntamenti. Andiamo ora in redazione per le altre notizie. Per noi Francesca Caporello. Sì, grazie Cristina, buongiorno a tutti. Sono in corso indagini per stabilire la dinamica dell'incidente che questa mattina a Santa Margherita Ligure ha portato alla morte di un ragazzo di 20 anni, travolto da un treno nei pressi della stazione ferroviaria. I fatti sono accaduti intorno alle 7. Il traffico ferroviario sulla linea Genova-Sestri Levante ha subito rallentamenti ed è ritornato alla normalità in tarda mattinata. E poi ancora i carabinieri di Portofino, unitamente ai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro, hanno denunciato in stato di libertà per il reato di occupazione di lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno l'amministratore unico di una società di abbigliamento avente sede legale a Napoli. Durante un controllo effettuato in un negozio della Piazzetta, i militari hanno accertato che al suo interno era impiegata con mansioni di stiratrice una lavoratrice straniera, priva di permesso di soggiorno, assunta irregolarmente. Inoltre gli uomini dell'Arma hanno constatato la presenza di un sistema di videosorveglianza per il controllo dei dipendenti senza le necessarie autorizzazioni. È stata così eseguita la sospensione amministrativa dell'attività e sono state erogate sanzioni per un importo complessivo di 3.600 euro. E dalla redazione è tutto, ripasso la linea allo studio. Bene, grazie. E ora parliamo di una anticipazione, una novità che riguarda il palinsesto televisivo di Telepace. Nel cammino verso il Sinodo dei Vescovi sui giovani, che si terrà a Roma dal 3 al 28 ottobre, Telepace ha realizzato una nuova edizione del programma C'è di più. 10 puntate incentrate sulle parole affidate da Papa Francesco ai ragazzi. Il programma proporrà testimonianze, storie, esperienze e anche approfondimenti. A condurlo 2 giovani, Francesca Caporello e Giacomo Rizzi. Ciao a tutti, siamo all'inizio di un percorso, di un viaggio che ci condurrà alla scoperta delle 10 parole del Sinodo dei Vescovi sui giovani. Ma che cos'è il Sinodo? Il Sinodo è una riunione dei Vescovi che si tiene col Papa nel mese di ottobre per discutere su alcuni determinati temi, tra cui il tema dei giovani. Andiamo a sentire cosa ha detto il Papa. Il Sinodo è il Sinodo per e di tutti i giovani. I giovani sono i protagonisti, ma anche i giovani che si sentono agnostici, sì. Anche i giovani che hanno la fede tiepida, sì. Anche i giovani allontanati dalla Chiesa, sì. Anche i giovani che, non so se qualcuno, ma magari ci sia qualcuno, i giovani che si sentono atei, sì, questo è il Sinodo dei giovani e noi tutti vogliamo ascoltarci.
Questa è una breve anticipazione di quanto potrete vedere in onda a partire da lunedì alle ore 20 sul canale 15 Telepace 1, sempre su Telepace 1 il mercoledì alle 14:30 e il giovedì alle 21:10. E poi la programmazione anche sugli altri canali di Telepace, su Telepace 2 al canale 85 venerdì alle 20:50 e domenica alle 20:30 su Telepace 3 al canale 115. E con questa anticipazione si conclude il nostro telegiornale. L'informazione torna questa sera alle 19:15 con Tigullio Oggi. Grazie a tutti dell'attenzione, buon pomeriggio e buona domenica.